bisogna andare a prendere i soldi dove ci sono, per esempio le grandi voci, la corruzione per esempio, la criminalità organizzata, l'economia illegale, andiamo a prendere le risorse dove ci sono. Sono stati usati come cassa dello Stato i pensionati. È durissima Laura Di Lucia Coletti, la candidata alla presidenza della regione per l'Alto Veneto Ora Possiamo. La lista, promossa da associazioni ambientaliste, che ha visto convergere anche i comunisti italiani e Rifondazione. Racconta la sua proposta come l'intenzione di rovesciare la linea politica uguale a se stessa degli ultimi 20 anni. Dobbiamo finirla di pesare sempre sulle stesse fasce, sempre sulla scuola, sempre sulla sanità. Coletti sarà accanto ai sindacati domani nella protesta contro la riforma alla scuola, da lei stessa definita ideologica perché colpevole di farla tornare ad un sistema feudale. Sul lavoro il tema è la creazione di nuovi posti attraverso una politica industriale fino ad oggi assente, dice, nell'azione di governo della regione. Basti pensare al fatto che noi abbiamo distretti economici, noi abbiamo poli industriali che sono stati praticamente abbandonati, mentre abbiamo avuto un consumo del territorio. Dobbiamo riequilibrare le cose. Per farlo, aggiunge, non servono grandi opere, sempre più spesso cantieri della corruzione, basta ripartire da ciò che serve, ad esempio la rigenerazione e la messa in sicurezza dei territori. Significa fare una regia dal punto di vista della regione e non semplicemente la politica delle grandi opere che abbiamo visto come vanno a finire.